Due da tre nomadi, due lo tenevano stretto e l'altro colpiva. La vittima era stato il sindaco di Cairano Precoma. L'aggressore è andato a processo e è stato condannato a 1 anno e mezzo. La violenza in un video. Dopo il furto alla scuola media Mantegna di Treviso interviene anche il sindaco Mario Conte, atto da condannare, farà un sopralluogo nella scuola, aiuteremo a ripristinare i danni. Raffica di furti in abitazioni, locali pubblici e nelle auto. Montebelluna si blinda con nuovi occhi elettronici, in arrivo numerose telecamere di videosorveglianza. L'ok alla Camera dell'istanza della Lega, firmata anche dal deputato trevigiano Boff. Gli falò dell'Epifania andranno in deroga alle normative ambientali come tutela delle manifestazioni storiche. Terzo mandato, giovedì il voto all'emendamento leghista. Non sono io il problema, ha detto oggi Zaia, pronta a correre per le europee ma anche per la presidenza del Veneto, Elena Donazzano. Prova superata per 2/3 dei candidati alla sessione di recupero dell'esame per abilitarsi alla professione di operatore sociosanitario. È la prima volta in Veneto. A Jesolo al via il 28 febbraio il tour italiano del direttore d'orchestra Diego Basso, che porta sul palco l'immortale musica dei Queen, ospite d'eccezione il chitarrista di Vasco Rossi. E allora andiamo alla cronaca, perché c'è stata la condanna per uno degli aggressori del sindaco di Cairano Precoma, pestato a sangue, lo ricorderete, da 3 nomadi. I fatti risalgono al 2018, appunto uno degli aggressori oggi è stato condannato a 1 anno e 6 mesi di reclusione. Il volto tumefatto, le botte, l'aggressione senza pietà, ricordi indelebili nella mente del sindaco Gianni Precoma. A quasi 5 anni da quella terribile sera è arrivata la condanna per Giuseppe Cari, il nomade che colpì con calci e pugni il primo cittadino. La sentenza pronunciata oggi dal giudice Gianluigi Zulian, 1 anno e 6 mesi, più di quanto aveva chiesto il pubblico ministero. Quando si ritorna a quelle immagini che mi passano per la mente, diciamo che è sempre una cosa triste, perché me la sono vista brutta in quei momenti. Ho avuto paura di morire, ci aveva detto la mattina seguente il pestaggio il sindaco, che si era recato nella zona dove si erano accampati i nomadi dopo aver ricevuto alcune segnalazioni dei cittadini. Volevo chiedergli di lasciare l'area, di allontanarsi da Cairano San Marco, perché nel territorio, aveva spiegato, non potevano stazionare. La risposta violentissima: prima gli avevano lanciato addosso degli oggetti, poi lo avevano bloccato e picchiato. Tutto ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza. Sono andato, come poi è stato dibattuto in aula, si è visto anche dei filmati che c'erano, che sono andato lì con l'intento solo di diciamo così, di notificare una cosa che sta nel nostro regolamento comunale di polizia urbana, quindi non sono andato, come poi era stato detto dagli imputati, per aggredirli o quant'altro, ma solo in maniera molto civile, per dire a loro che non potevano rimanere in quel posto, diciamo. Ho subito un'aggressione violenta. 2 gli imputati, il più giovane è stato riconosciuto incapace di stare a processo, lo stesso giovane che dopo il pestaggio aveva fatto un video di scherno sull'aggressione. Cosa ci dici durante il pestaggio di Cairano San Marco? Come me hanno portato le carte e ho scritto tutto per andare in tribunale. E dopo? E dopo ho sentito questi che sono sottoscritti a me, avvocato Pivetta, io sono. Penso che andrà tutto bene per il rispetto che forse era troppo incasinato. Io dico questo, non ho nient'altro da dire. La più grande vittoria, spiega il sindaco, è una sola. La grossa vittoria è quella che dal 2019 non sono più presentati a Cairano, perché hanno preso un DASPO, e anche altri mi sembra che stanno bene a riguardarsi di arrivare a Cairano. Diciamo, sì, è una vittoria, perché, come si è dimostrato, non sono delle persone che accettano in maniera come si dire, molto volentieri il fatto di rispettare le regole. Abbiamo visto appunto cosa è successo a me. Quindi. Rimaniamo a Palazzo di Giustizia, perché sono numerosi i fascicoli in mano alla procura relativamente a risse e baby gang. Uno dei principali riguarda la lite con coltello che nel giugno scorso aveva terrorizzato Pezzan di Carbonera. Sono state chiuse le indagini.
A 7 mesi da quella rissa furibonda finita con una coltellata alla schiena di un sedicenne, le indagini sono state chiuse e quello che emerge è un quadro inquietante di violenza e disagio. Sullo sfondo questioni legate allo spaccio di droga. La procura trevigiana è pronta a chiedere il rinvio a giudizio per 2 dei 5 protagonisti della lite, gli unici 2 maggiorenni, un 20enne di origini ucraine di Macerata e un 19enne di Carbonera. Degli altri si occuperà la procura dei minori di Venezia. È la tarda serata del 22 giugno scorso, quando in Via Grande a Pezzana di Carbonera si affrontano 2 bande rivali, 3 ragazzi da una parte, 2 dall'altra. Spuntano una pistola soft air e poi un coltello a serramanico di quasi 20 centimetri. L'arma insanguinata verrà trovata poco distante. Ora il processo per un fatto che all'epoca in Via Grande aveva creato non poca apprensione tra i residenti. Siamo rimasti proprio allibiti dalla situazione, 2 ragazzi per terra, uno che perdeva tantissimo sangue. Terribile veramente, ho detto qua non si sa più niente, come che si va a finire, erano tutti giovani, e scampai, però gli acciappai. Ed era stata una banda a colpire anche in piazza Borsa, a Treviso, nel gennaio del 2018, vittima un ragazzo poco più che maggiorenne, malmenato nel tentativo di sottrargli una sigaretta elettronica. I presunti aggressori, tutti stranieri e coetanei, devono ora rispondere non solo di danneggiamento e lesioni, ma anche di rapina impropria. Aveva 23 anni quando sarebbe passato attraverso le uscite autostradali poste lungo la A27 senza pagare. 27 per l'appunto i transiti sospetti, ma l'uomo, un 30enne rom, è stato riconosciuto come il responsabile di solo uno degli episodi contestati. La vettura, una Fiat Multipla, risultava infatti intestata a un'altra persona e assicurata da una terza. Non c'era insomma certezza su chi fosse alla guida in tutti gli altri 26 episodi contestati, per cui il 30enne se l'è cavata oggi con un mese di reclusione e la sospensione della pena per il reato di insolvenza fraudolenta. Adesso apriamo la pagina dei furti, andiamo alle scuole Mantegna di Treviso, perché dopo l'episodio che ha riguardato l'istituto interviene anche il sindaco Mario Conte. Atto da condannare, dice: effettuerò un sopralluogo nella scuola, aiuteremo a ripristinare i danni. Incontrerò la dirigente scolastica per portare la vicinanza dell'amministrazione e soprattutto ci metteremo a disposizione per capire quanti e quali danni hanno subito, per ripristinare nel minor tempo possibile quanto successo. Sopralluogo del sindaco Mario Conte alla scuola media Mantegna dopo che per la terza volta in pochi giorni l'istituto è stato preso di mira da ignoti. Circa 10 giorni fa il furto durante la notte di un computer portatile, un microfono e dei contanti. C'è stato poi lo scasso degli armadietti dei collaboratori scolastici e infine l'ultimo colpo: scardinato una porta e scassinati distributori automatici, rubate le monete che contenevano. Aule e uffici messi a soqquadro, cassetti aperti, verifiche tagliate, accartocciate e il tentativo di forzare un armadio blindato che contiene documenti riservati. Dopo lo spregio immediata, la denuncia alla polizia, la presa di posizione dell'amministrazione. È una mancanza di rispetto nei confronti soprattutto di quella fascia di comunità più giovane che sono i nostri bambini, che vanno in quei luoghi per compiere un percorso di crescita importante, e andare proprio lì a rubare credo che sia un qualcosa di davvero brutto, da condannare, e soprattutto adesso siamo alla ricerca di responsabili. Da Treviso a Montebelluna, anche qui ci si è trovati di fronte a una raffica di furti nelle abitazioni, negli esercizi pubblici, ma anche nelle auto. La città sarà ora monitorata attraverso nuovi occhi elettronici. Da Parco Legrenzi alla zona del Mercato Vecchio, Montebelluna, sorvegliata speciale. Dopo gli ultimi furti nel cuore della città, l'amministrazione comunale ha deciso di potenziare il sistema di videosorveglianza. Cittadini ed esercenti esasperati per i continui raid. L'appello del sindaco. Denunciate sempre, perché tante volte ci capita di venire a conoscenza dei reati perché sono stati pubblicati su Facebook. Le persone devono denunciare sempre e comunque. I carabinieri sono sempre aperti e vi stanno aspettando. È una cosa veramente fondamentale. Fatemi ringraziare anche i ragazzi del controllo del vicinato, che diventa cittadinanza attiva e quindi tiene gli occhi aperti per tutelare il prossimo. A Montebelluna ora saranno posizionate numerose nuove telecamere. Interverremo quindi a Mercato Vecchio entro giugno, entro l'estate implementeremo il sistema di videosorveglianza in centro cittadino
e anche qui nella zona del Parco Legrenzi. Quante telecamere in più? Il più possibile. Solo pochi giorni fa i ladri avevano messo a segno alcuni colpi nei locali del centro cittadino, rubati soldi e cellulari. Anche alcune auto parcheggiate in questo centro sportivo accanto al Parco Legrenzi, zona considerata a rischio per spaccio e furti, sono state prese di mira. Questa è un'area, spiega il sindaco, che è stata già attenzionata dal comune. Una zona che è sempre stata marginale, per questo motivo già l'anno scorso abbiamo provveduto ad inaugurare l'area sgambamento cani qui alle nostre spalle. Siamo convinti che più la gente per bene frequenta i luoghi pubblici, meno gente, meno per bene, possa frequentare gli stessi luoghi. Il problema, termina il primo cittadino, è che non saranno né il comune né i sindaci a poter arginare questo fenomeno. Dico solo una cosa, che a mio modesto avviso se queste persone compiono questi atti significa che in un certo senso c'è anche un senso di impunità. Quindi credo che il problema non possa essere risolto totalmente né a Montebelluna né negli altri comuni di tutta la penisola italiana, forse ci vorrebbe un intervento diciamo così più dall'alto. Ora la cronaca parlamentare con un provvedimento che farà senza dubbio discutere, con un emendamento della Lega alla legge sulla salvaguardia delle manifestazioni di rievocazione storica del patrimonio culturale immateriale. Sarà consentita per legge l'organizzazione dei falò tradizionali. Parliamo dunque dei Panevin dell'Epifania. L'annuncio oggi del deputato del Carroccio Gianangelo Boff tra i firmatari dell'emendamento. Un'usanza diffusa in Veneto come in occasione dei Panevin, continua una tutela per tradizioni antiche che la Lega vuole siano tramandate rispetto alle esasperazioni ambientaliste che ne hanno spesso intralciato l'organizzazione. Un sano patrimonio culturale ed identità del territorio che viene preservato con l'approvazione di questo emendamento entrando nella legge e dunque andranno in deroga e siamo convinti che di questo si discuterà. Torniamo a Treviso, il viaggio di Antenna 3 all'interno dell'ex caserma Salsa. Ieri il sindaco Mario Conte ci ha fatto vedere i magazzini e le ex rimesse. Oggi è la volta della palazzina dove vivevano i soldati, con una sorpresa per quanti hanno fatto il servizio di leva all'interno della storica struttura militare. Seconda parte di questo viaggio all'interno della caserma Salsa, da dove ripartiamo? Ripartiamo dai numeri, si parla di oltre 7 milioni di euro di investimenti dei fondi PNRR e 23.000 metri quadri di territorio di questa ex caserma che verranno restituiti alla comunità trevigiana. E adesso dove ci troviamo? Qui siamo all'interno della palazzina che verrà destinata a studentato e come potete vedere la disposizione è quella tipica delle caserme che prevede già idealmente degli spazi suddivisi a camerette, quindi qui potrebbero venire fuori 2 camerette, qui altri 2 e così via lungo il corridoio e nei piani superiori. Comunque qui c'è davvero molto da fare. Sì, come potete vedere l'età e il degrado è evidente, però insomma il vero sforzo che dobbiamo fare è riuscire a immaginare questo luogo completamente riqualificato. Tra l'altro qui per gli amanti dei ricordi c'è ancora il vecchio banco della Fureria che richiama 596 ciao Fureria 31 10 96 e quanti davanti a questo banco si sono fermati per sapere se avevano il permesso per andare a casa o no. Siamo tornati all'esterno, qui che cosa sorgerà dietro le sue spalle? Daremo spazio allo sport. Il vecchio hangar non c'è più perché aveva dei problemi di tenuta strutturale e lo andremo a ricostruire dando la possibilità di sviluppare sport indoor come judo, come lo scherma. Assessore Zampesi, ma come dobbiamo immaginarci questa palestra? Dovete immaginarvi un fronte lungo 60 metri, in affaccio ci sarà in frontale un porticato che darà la luce in diretta alla palestra. Questo è uno schema di come verrà. Questa è la parte destinata alla scherma, il doppio corpo di servizi tecnologico, spogliatoi, centrale termica e i servizi. E questo è l'angolo, questa è la porzione destinata alle arti marziali. Qui è ancora un segno dell'hangar che ospitava i mezzi della caserma Salsa. E qui che cosa succederà? Nell'angolo nord-ovest verrà realizzato un anfiteatro naturale per circa 200 persone con antistante uno spazio per le rappresentazioni teatrali. Assessore, adesso dove ci troviamo?
Qui, dove un tempo c'era il campo di calcio, chiaramente ad uso militare, nascerà invece il bosco urbano cittadino. Abbiamo la realizzazione di un parcheggio di circa 100 posti auto, la messa a dimora di nuove essenze arboree di alto fusto, più di 200. Tutto sarà coronato da delle siepi, da fare da quinta architettonica, e al centro verrà fatto un labirinto vegetale formato anch'esso di siepi. Un intervento che non riguarda solo gli immobili e i terreni, ma anche le acque. Voi vedete adesso una porzione di canale che era in realtà un ramo del fiume Limbraga, che con questo intervento verrà interamente riscoperto, quindi reso visibile a tutti, da qui fino alle acquette, quindi fino all'ingresso opposto dell'intervento delle caserme Salsa. Quindi appuntamento ai cittadini per il taglio del nastro? Prima possibile. Dovremmo completare i lavori entro il 2026. Credo che molti di coloro che stanno guardando questo servizio riconosceranno il simbolo, però mi piacerebbe in questa fase che coloro che hanno svolto l'anno di Naia, il servizio militare in questa caserma, possano un sabato, creando un open day, ritornare a vivere e a visitare questi luoghi prima che tutto questo venga completamente riqualificato e consegnato alla comunità. Credo sia una bella opportunità per tutti coloro che hanno trascorso qui un anno della loro vita. Andiamo avanti e parliamo di terzo mandato, perché giovedì è previsto il voto sull'emendamento leghista. Non sono io il problema, ha detto oggi il presidente Zaia, pronta a correre per le europee, ma anche per la presidenza del Veneto Elena Donazzan, che nel corso di Ring ha chiesto lealtà agli alleati leghisti. Io mi sento benissimo, visto e considerato che è giusto, il Parlamento e la democrazia voteranno, decideranno. Il problema non sono io, a me spiace che qualcuno pensi che questo è un emendamento fatto per me, mi risulta che ci siano miei colleghi che hanno posto e pongono la questione quanto sottoscritto. Non sono io il problema, dice Luca Zaia, quando mancano pochi giorni alla discussione dell'emendamento leghista presentato alla Camera che consentirebbe il terzo mandato ai presidenti di regione. Emendamento salva Zaia, lo hanno bollato sia alleati che oppositori. In Veneto il copyright se lo contendono Luca De Carlo, coordinatore di Fratelli d'Italia, e Andrea Martella, segretario del Partito Democratico. Il diretto interessato però non ci sta. La verità è che l'interlocutore non sono i presidenti o i sindaci uscenti al secondo mandato, ma sono i cittadini che hanno diritto ad una risposta che sia concreta, coerente, in un paese nel quale le uniche due cariche elettive, ovvero il sindaco e il presidente di regione, sono le uniche due cariche che hanno limite di mandati. Ma non c'è solo il fattore Zaia per quanto dirimente. Elena Donazzan, assessore di lungo corso e Miss Preferenze, è data in corsa non solo per le europee di giugno, ma anche tra i possibili candidati meloniani alla presidenza del Veneto nel 2025. Se dovessi dare la risposta vera alla Venezia o Bruxelles, è che io Venezia me la porto nel cuore ovunque io vada, e con Venezia intendo il Veneto. Non so, non credo che questo sia né una preclusione né una promozione, è un passaggio, è una tappa. Insomma, una strada non esclude l'altra, con Donazzan che chiede lealtà a quegli alleati leghisti che stanno invocando lo strappo nel caso di un candidato governatore non leghista. In squadra ci stai sempre, ci stai quando sei una minoranza e alle volte ti aspetti che la tua maggioranza sia un pochino più benevola, un pochino più generosa nel farti stare in squadra, ma stai in squadra come siamo stati noi anche quando la Lega in Consiglio regionale non ci ha dato una presidenza di commissione. Siamo lì precisi, leali, no fedeli. Fedele è il cane, il mio cane è fedele. Leale è chi ti dice guarda magari io avrei fatto un'altra cosa. Ci fermiamo ora per un velocissimo break, a tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Ripartiamo dalla cronaca. Era steso sul binario in attesa del treno, deciso a togliersi la vita. Provvidenziale è stato l'intervento di una pattuglia dei carabinieri che ieri verso le 20 è intervenuta immediatamente alla stazione ferroviaria di Lancenigo di Villorba. A segnalare la situazione sono stati alcuni cittadini. Ottenuta la sospensione momentanea dei treni in transito, i due militari dell'Arma hanno cercato di far desistere l'uomo, per nulla collaborativo
governativo e che ha tentato di fuggire. Dopo un breve inseguimento sono riusciti a fermarlo, a portarlo al sicuro. Il traffico ferroviario è rimasto sospeso per una quindicina di minuti, con l'uomo che è stato affidato poi ai sanitari del SUEM 118 per le cure del caso. La situazione è tornata alla normalità nell'arco di meno di mezz'ora. Andiamo alla sanità adesso, in particolare al fatto che scarseggiano nelle farmacie alcuni medicinali per il diabete, l'epilessia o le pancreatiti. L'allarme di Farmacie Unite che lancia un appello ai pazienti: prendete solo le confezioni necessarie, non fate scorta. Non ci siamo mai trovati in questa situazione pre-pandemia, vuol dire 19, 18, 17, 16. Ad esclusione degli anni del Covid, quando le forniture di alcuni farmaci erano rese complicate proprio dalle richieste legate alla pandemia, è la prima volta che si verifica un problema di approvvigionamento come questo. La carenza, legata il più delle volte alle tensioni internazionali che coinvolgono quei paesi che producono i principi attivi contenuti nei medicinali, ad oggi riguarda soprattutto alcuni farmaci per il diabete come il Lumalog, per le pancreatiti come il Creon o il Vimpat per l'epilessia. Sta mancando, è sia carente che indisponibile. Per cui il Creon come farmaco fino al 2025 siamo in allarme. Nel caso del Creon, spiega il dottor Giacomazzi, c'è la possibilità da parte della farmacia di inviare il paziente dal medico che fa una richiesta alla regione che a sua volta acquista il medicinale di importazione. C'è un iter molto lungo, un iter burocratico, cioè, non indifferente. Si può aspettare? Si può aspettare parecchio. E se no, bisogna fare gli ordini diretti alla ditta importatrice, ma che non è detto che lei sia tutti i momenti rifornita. Alla carenza si aggiunge un problema di indisponibilità legata spesso ai bassi costi di alcuni medicinali. Avendo costo di farmaci molto bassi, automaticamente questi vanno all'estero. E noi ci troviamo, come nel periodo della pandemia, che avevamo bisogno della mossicillina e anche dello streptococco, per cui abbiamo avuto problemi, perché noi esportavamo. E non ce li tenevamo per noi? Bravissima. Cosa succedeva? Che abbiamo sempre un parallel trader in cui vanno fuori questi farmaci, che è sbagliatissimo. Prima riforniamo l'Italia e dopo... Da Farmacie Unite, un duplice appello ai pazienti. Quando il farmacista nella carenza dice guardi che c'è la possibilità di sostituire il farmaco che è uguale, analogo, che si fidi di quello che dice il collega. Cerchiamo di non fare incetta di farmaci perché c'è anche tanta gente che ne ha bisogno. Rimaniamo in ambito sanitario. Prova superata per 2/3 dei candidati alla sessione di recupero dell'esame per abilitarsi alla professione di operatore sociosanitario di OSS. È la prima volta in Veneto. Chi non ha superato l'esame per mancanza di tempo, chi per difficoltà di comprensione della lingua italiana e chi ancora perché lavorando non ha potuto prepararsi adeguatamente. Per la prima volta la Regione del Veneto ha introdotto la possibilità di svolgere sessioni di recupero per i corsisti che non hanno superato la prova di esame di qualifica per diventare operatori sociosanitari. Figura professionale essenziale nel comparto della sanità e dei servizi alla persona di cui il mercato è carente, motivo per cui la Regione ha deciso di cambiare il modello di reclutamento. Per non buttare via il capitale umano, che è la cosa più preziosa. La seconda, perché i corsi di formazione sono tanti, costosi, impegnativi, molte ore, e perché qualcuno può avere fallito per emozione, perché non aveva approfondito una cosa ed un'altra. Allora, per una sola volta, quindi si dà la possibilità di recuperare, una specie di esame di recupero, noi proponiamo questo in modo che quel tanto fabbisogno di mercato del lavoro possa essere assorbito. Un mercato del lavoro in forte difficoltà. Nella Marca sono circa un centinaio le figure professionali che mancano, di più se si estende lo sguardo anche alle RSA, alle comunità e ai lavori di assistenza domiciliare e scolastica. Una carenza che deriva, secondo le cooperative, anche dal fatto che sempre meno persone scelgono di diventare operatori sociosanitari. Credo principalmente per due questioni, uno di tipo economico e speriamo ora anche con il rinnovo contrattuale delle cooperative sociosanitarie che diventi una professione un po' più appetibile, una poi anche per la tipologia di lavoro dove impegna la persona in turnazioni. Le nostre selezioni qualche anno fa vedevano presenti oltre 500 persone per pochi corsi, oggi riusciamo a malapena ad averne 35 per poterne ammettere 30.
Dopo aver cambiato il modello di programmazione tra il 2021 e il 2022 si è deciso di prevedere 3 sessioni di recupero all'anno, febbraio, giugno e ottobre, a cui si possono iscrivere i candidati che nei 24 mesi precedenti non hanno superato l'esame di qualifica. All'esame di recupero a cui hanno partecipato 32 candidati, 2/3 hanno superato la prova scritta e orale, ottenendo così il titolo necessario per esercitare la professione. Con la Regione dovremmo far squadra proprio per valorizzare quelle persone che sceglieranno nel loro futuro professionale di fare l'operatore sociosanitario. E poi c'è il tema della prevenzione e in questo senso andiamo a vedere il progetto La vita ricomincia a 50 anni che è stato presentato oggi a Cassugana. Il primo appuntamento è il 21 febbraio e poi da lì uno ogni settimana, sono tutti incontri serali, quindi verso le 9 di sera al Cafoncello, e quindi lì tutti i cittadini possono entrare tranquillamente e parlare direttamente con il personale dell'azienda sanitaria. Ginecologi, cardiologi, psicologi e psichiatri saranno queste le figure professionali presenti nei 5 incontri dedicati principalmente alle donne nella fascia d'età della menopausa e organizzati al Cafoncello di Treviso in collaborazione con ULS2, Spazio Donna e l'amministrazione. Un'iniziativa nata da una studentessa di infermieristica che ha incentrato la sua tesi sulla salute della donna e la medicina di genere. Esistono molti più fattori di rischio di quelli ampiamente conosciuti solo per entrambi i sessi, specifici femminili e scanditi per esempio dai cambiamenti ormonali della nostra vita. Abitudini e comportamenti delle trevigiane tra i 42 e i 58 anni, indagati attraverso un questionario che Giorgia ha messo a disposizione delle persone in tutte le farmacie del comune. È proprio un momento in cui sono più suscettibili ad avere comorbilità come per esempio l'insorgenza di ipertensione e ipercolesterolemia, quindi un colesterolo elevato, e anche perché sono dovute anche all'invecchiamento rispetto alle malattie cardiovascolari, e metà delle donne non si era mai confrontata con il proprio medico di base, quando è buona norma durante questa fascia di età confrontarsi con il sistema sanitario nazionale per fare i giusti accertamenti. Da qui l'iniziativa di organizzare dei cicli di incontro per le donne in premenopausa. È importante far passare il concetto di prevenzione, far passare il concetto che è il secondo atto della vita, che non vuol dire che la vita sia finita, ma è una nuova vita che la donna deve intraprendere, ovviamente misurando una serie di parametri e capendo che si può fare dei percorsi e ritornare ad essere attivi come prima. Se in sanità, l'abbiamo sentito poco fa, bisogna attrarre nuovi occupati perché c'è grande richiesta, lo stesso e ancora di più vale per l'economia e le aziende. Allora, per attrarre manodopera qualificata dalla Colombia, la Camera di Commercio ha attivato un progetto. Oggi ho incontrato l'ambasciatrice della Colombia proprio in Camera di Commercio a Belluno, e una delle ipotesi di lavoro è proprio quella di mettere a disposizione della rete economica italiana tramite le Camere di Commercio la possibilità di portare ragazzi formati, eccetera. Nelle scorse ore un ulteriore passo istituzionale è stato fatto, con Pozza che, incontrando l'ambasciatrice colombiana in Italia, ha confermato la linea, quella di guardare al Sud America per garantire, perlomeno nel breve termine, il turnover nelle fabbriche del Veneto. Ci sono delle analogie e da queste occorre partire. C'è un percorso di formazione in Colombia che io ho avuto modo di visitare 2 anni fa, che è molto simile ai nostri centri di formazione professionali. Solo nel Trevigiano, il dato è stato diffuso dal centro studi dell'ente camerale pochi giorni fa, nel 2031 potrebbero mancare all'appello fino a 23.000 lavoratori, una proiezione che impone di correre ai ripari anche prevedendo alloggi e piani di residenzialità. In ballo c'è la sopravvivenza di interi distretti. C'è bisogno assolutamente di governare un processo di migrazione verso il nostro paese, perché altrimenti si rischiano di bloccare le fabbriche o rallentarle, o addirittura di perdere tanti mestieri. Cambiamo tema adesso, parliamo di musica, perché partirà da Jesolo il 28 di febbraio il tour italiano del direttore d'orchestra di Castelfranco Veneto, Diego Basso, che porta sul palco la musica dei Queen.
Il mio lavoro con Brian May, il mio lavoro con Mark Martel, che è colui che ha cantato nel film dei Queen, la mia passione per i Queen da sempre, ho messo insieme queste cose per fare questo nuovo progetto. Il 28 febbraio, mercoledì prossimo, la musica dei Queen, protagonista del nuovo lavoro del direttore d'orchestra di Castelfranco Veneto Diego Basso al Palaturismo di Jesolo. Diego Basso Plays Queen, dove in questa versione con l'Orchestra Ritmico-Sinfonica Italiana, le voci di Art Voice Academy, e abbiamo il grande ospite, il chitarrista di Vasco Rossi, Steph Byrne, che ha appena fatto Sanremo con Il Volo. Quindi sarà un evento particolare, è la prima data del nuovo tour che parte appunto da Jesolo, poi si svilupperà in tutta Italia, sia nel mese di marzo sia nel mese poi di ottobre. La musica dei Queen e il rock sinfonico rivisti per la grande orchestra, ma non solo. Un tour italiano che partirà dalla località simbolo del nostro litorale. Vogliamo partire dal Veneto, no? È un tour che è nato in Veneto e credo che il Palaturismo di Jesolo sia presti anche per un bel allestimento, perché sarà un nuovo allestimento di luci, palcoscenico, quindi insomma ci aveva uno spazio dove poter lavorare 2 o 3 giorni per allestire questo tour e abbiamo scelto Jesolo. Dal mare alla montagna è proprio il caso di dirlo, adesso le notizie dal Bellunese. Allora andiamo nella zona di Cortina, perché chi viaggia proprio verso Cortina ha preso ormai confidenza in alcuni tratti con i semafori dei sensi unici alternati dovuti ai lavori in corso. Vediamo come stanno andando a Pieve di Cadore. Fervono i lavori sulla strada statale 51 di Alemagna, lavori in vista delle Olimpiadi 2026, ma lavori oggettivamente necessari per adeguare ai flussi turistici una strada che spesso collassa producendo code interminabili. A Tai, in comune di Pieve di Cadore, i cantieri sono ben visibili e i lavori ultimati porteranno il traffico di passaggio finalmente fuori dal centro abitato. La variante procede a ritmi molto serrati, io davvero sono incredula dallo staccanovismo degli operai e delle imprese coinvolte, e in primis faccio i complimenti ad ANAS che sta chiaramente architettando il tutto ed è sempre sul territorio. Loro lavorano anche di notte, lavorano a qualsiasi temperatura, e devo dire che noi a Tai siamo anche abbastanza fortunati perché per il momento il cantiere è spostato dall'asse dell'Alemagna e quindi non coinvolge appunto la statale e non crea quindi ingorghi e difficoltà che per esempio si possono presentare a valle o in altri punti. Spesso si sono viste opere programmate per un evento essere completate non solo non in tempo, ma addirittura anni dopo. Nel caso delle varianti sulla 51, come anche il prefetto di Belluno, Mariano Savastano, dopo i controlli effettuati, aveva avuto modo di assicurare, il cronoprogramma è perfettamente rispettato. Da cronoprogramma ufficiale la variante di Tai dovrebbe chiudersi 3 giorni prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi, per cui è un termine chiaramente molto risicato. Vero anche che loro però stanno facendo di tutto per chiudere in tempi quanto più celeri, e c'è anche un premio di accelerazione nel contratto che chiaramente aiuta da questo punto di vista. Sì. Il tema Olimpiadi dunque, perché dopo il presidio di ieri da parte degli ambientalisti, oggi a prendere la parola è la senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra Aurora Floridia, che sostiene come le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 rischino di essere un disastro, come è emerso dalle audizioni in Commissione Ambiente di Lega Ambiente, Italia Nostra e Mountain Wilderness. Le criticità sono molte, stiamo correndo in molte opere progettate che potrebbero non essere dunque completate. Andavano potenziate le linee laterali e costruite nuove linee come l'anello ferroviario delle Dolomiti, prosegue, si spendono 3 miliardi per le strade mentre appena 400 milioni per le ferrovie. Il Comitato Olimpico Internazionale aveva chiesto all'Italia di promuovere Olimpiadi sostenibili, ha concluso invece sarà un disastro sia in termini ambientali che economici. Questa dunque la sua presa di posizione.
Ora a Lentiai, in comune di Borgo Valbelluna, dove è stata consegnata alla scuola primaria la talea nata dall'albero di Giovanni Falcone. Ai bambini e alle maestre è stato così presentato l'attestato che riconosce all'istituto l'onore di ospitare l'albero di Falcone, l'albero della legalità, albero che ha come obiettivo la sensibilizzazione dei giovani all'impegno sociale, al rispetto della legalità e alla protezione dell'ambiente. Si tratta di un progetto promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e dai Carabinieri, che prevede la donazione di una talea di questo famoso ficus che si trova vicino alla casa di Giovanni Falcone, dal quale sono state prelevate e duplicate delle talee, riproducendo così l'albero attraverso nuove piantine. Ora andiamo a vedere come a Feltre si è escogitato un modo diverso di coinvolgere gli studenti delle scuole medie superiori divenuti ambasciatori di bellezza. Giovani studenti ambasciatori di bellezza per raccontare la storia e le meraviglie del territorio in cui vivono attraverso mezzi e percorsi loro congeniali. Ecco come nasce il progetto e cosa si propone. I ragazzi dovranno scegliere un oggetto, chiamiamolo così, un bene culturale, può essere un bene artistico, archeologico, un bene che trovano sia nei nostri musei, quindi ricordo Rizzarda, il Museo Civico, oppure anche il nostro museo a cielo aperto, perché Feltre, ricordiamo, è anche un museo a cielo aperto. Sceglieranno la loro opera d'arte e con questa poi riusciranno a fare o un podcast o un video, chiaramente il tutto assieme a degli specialisti, quindi a delle persone, ricordo per tutti Cinzia Dalmaso, archeostorie, quindi conosciuta a livello nazionale e internazionale, con due professionisti che insegneranno realmente come fare un podcast o un video come professionisti. Talvolta per quanto riguarda l'aspetto culturale l'avvicinarsi alle bellezze, ai musei eccetera diventa più difficile. Con questo progetto vengono coinvolti anche attraverso gli strumenti che loro utilizzano ogni altro giorno, quindi è un progetto innovativo perché prevede poi l'utilizzo di podcast e video, diventa fondamentale e diventa anche un progetto all'interno dei quali i giovani si confronteranno proprio tra di loro, quindi il coinvolgimento massimo di questi ragazzi. Un percorso che per i ragazzi potrà essere sicuramente stimolante e formativo, visto che ad affiancarli ci saranno persone che potranno trasmettere loro un grande bagaglio di specifiche conoscenze. Questo è un progetto Ambasciatori di Bellezza, coinvolge gli studenti feltrini, però noi sappiamo che alcuni studenti feltrini sono anche in primiero, quindi oltre al liceo scientifico del Piazza abbiamo anche il liceo Canossiano e abbiamo anche il liceo del Primiero. Era l'ultima notizia che vi dovevo dare per questa sera. Io vi ricordo tra poco le previsioni del tempo e vi auguro una buona serata. Arrivederci. Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore. Previsioni per mercoledì 21 febbraio. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, temperature stazionarie e gradevoli, minime tra i 2 e i 6, massime sui 12-15. Sul Friuli Venezia Giulia è previsto bel tempo con tanto sole, il cielo sarà sereno o velato, non sono attese piogge, temperature minime tra i 4 e i 6, massimo sui 13-14. Sul Trentino Alto Adige ampio soleggiamento ovunque con ottima visibilità, temperature minime tra 1 e 4, massime sui 15-16. Dal meteo è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore.